Bella, fammi... Bellissima, un'angela. Noi hai fatto compleanno in questo posto. Il compleanno, Sì, un anno. sì. Mese scorso ho fatto un anno lei, il 2 aprile. Si aggrappano le foto che scorrono sul cellulare i genitori della piccola Sidratul. Papà Sunni le guarda con orgoglio e infinita tristezza e non potrebbe essere altrimenti all'indomani del malore che le è stato fatale nell'appartamento della famiglia in un condominio lungo via Europa a San Fior. A nulla sono valsi i tentativi disperati degli operatori del SUEM 118 di salvarla dopo una crisi respiratoria, lei che dalla nascita doveva fare i conti con una malattia congenita. Quando lei è nata, noi abbiamo già capito che lei ha insufficienza renale. Dopo, lei è nata a Treviso, ospedale di Treviso. Hanno trasferito a territorio neonatale a Padova, è stato lì un mese e mezzo. Dopo trasferito a nefrologia. Cominciato a curare, cominciato dialisi. La piccola resta ricoverata diversi mesi, con lei c'è la mamma Yuma, poi il ritorno a San Fior, dove inizia una quotidianità fatta di cura e attenzioni. Portato a casa, anche noi abbiamo la macchina, anche tutte le cose, dialisi facevo a casa 14 ore ogni giorno. Attorno alla famiglia in queste ore l'intera comunità bengalese, ma non solo. Lo stesso Sunni è da 17 anni in Italia e ora lavora in una pizzeria da sport a Conegliano. Sidratul riposerà qui nel cimitero di San Fior, dove il fratellino di nemmeno 4 anni frequenta l'asilo. Il papà vuole che stiano vicini. Lui studia infanzia lì a San Fior, quindi ogni giorno posso vedere i profili. Mercoledì l'ultimo saluto con rito musulmano bengalese. La famiglia trova forza nella fede. Anche fortunata. Fortunata vuol dire Dio è piaciuta a lei, così portato a lei subito. Perché tutte le angeli, una fortuna di Dio propriamente, un regalo di Dio.